Allora è finita adesso la partita, andiamo a sentire subito dal vice sindaco, andiamo a sentire due battute, tanto ex calciatore della formazione padrona di casa. Insomma, è stata una partita che si è decisa sull'episodio. Ma è una partita un po' strana, il primo tempo appannaggio da Rivignano, il secondo interamente del Teor, un pareggio era più che giusto. Senti, il calcio sappiamo che non è una scienza esatta e si vede sul campo, sta di fatto che all'unica distrazione difensiva abbiano pulito. Esatto, il calcio è fatto così, più la categoria è alta e più le occasioni contano, poche occasioni e ben sfruttate. Loro l'hanno sfruttata, è andata bene per loro, il Teor ha avuto 3 grossissime occasioni che purtroppo non sono andate a buon termine. Senti, che campionato sarà? Sappiamo che è un campionato per salvarsi, lo vostro scudetto è il campionato è per salvarsi per il Teor, che è già una vittoria di campionato. Rivignano invece deve puntare al vertice, per cui in bocca al lupo Rivignano. Quello che ha vinto è stato il pubblico. Sicuramente sì, è la cornice sicuramente del pubblico importante, ha vinto la sportività. In attesa di recuperare il sindaco sentiamo l'assessore Vello. Bellissima partita, molto combattuta, il risultato penalizza il Teor, però insomma possono stare tutti contenti i nostri tifosi. Quindi quello che conta è che il pubblico ha risposto. Il pubblico assolutamente ha risposto, c'è il pienone ed è un risultato bellissimo. Una cosa importante è anche questa, riportare la gente allo stadio. Riportare la gente allo stadio e far vivere queste emozioni per la nostra comunità che ne ha già molte altre e anche nello sport, insomma, dimostra di esserci. Il presidente ci risponde, 2 battute, con gli occhiali scuri ci infiliamo dietro le quinte. Allora, non dire che non sei contento. Del risultato sì, me ne tolgo gli occhiali. Tranquillo. Però mi dispiace, preferivo un altro risultato e non perdere Barutti. Senti, sono quei derby dove il risultato conta fino a un certo punto fuori dal campo, però quello che la gente ha dimostrato è che si può ancora riportare il pubblico, no? Sui campi di calcio. Sì, questo è veramente un piacere vedere tanta gente, veramente un spettacolo. Sono arrivato sul campo, mi senti che sono ancora emozionato, perché questo ragazzo qua, uno dei migliori che abbiamo, l'abbiamo perso forse, no? Sto aspettando una chiamata. Allora non riesco a festeggiare più di tanto, ecco. Sappiamo che è stato un brutto infortunio. Mi fa piacere, so che l'infortunio è stato involontario, perché uno dei miei giocatori mi ha appena riferito che prima ha preso la palla e poi non è stata la cattiveria e questo mi fa piacere. Allora già siamo così, speriamo, stiamo aspettando notizie, speriamo che non abbia veramente, sì, è un ragazzo che lo volevano tutti quest'anno sulla piazza. Insomma, speriamo che alla fine l'infortunio sia meno serio del... Sì, ecco, perché noi ci interessa di fare un campionato buono, bello, discreto, siamo una buona squadra, possiamo far bene, ho visto un buon Teor, per dire la verità, giusto? Sì che... Sì. Bene, insomma, dai. Insomma, alla fine tutte e due le squadre... Adesso devo aspettare un momento, che vi passi un momento tutta la tensione e dopo andrò a divertirmi con i miei compagni e con il mio amico Beppo Burba. Perfetto. Dopo partita sotto il chiosco, come andava? Singa feliz, non dal Teor, ma no che lì. E dopo i ragazzi in te. No che lì. Ma alla fine purtroppo il ballone l'era rotto. L'era rotto, però speravo in pareggio. Lo meritava, col secondo tempo che mi fa. E Ponza la Riosa. No, purtroppo. La vita è così, dai, ormai. Si arriva alla Ring dalla partita di ritorno. Pizzaresa Rivignano. Allora, Pizzaresa Rivignano. Pizzaranga Rivignano. Sì, infatti, perché vuoi il pareggio l'era meritato. Purtroppo sapete che il ballone non è rotondo. Il ballone non è rotondo. Purtroppo è la dura legge del gol. Il primo tempo era meritato da Rivignano, ma il secondo tempo il Teor aveva fatto di più. Allora, signor Sindaco, la prima da sindaco di Rivignano Teor, possiamo dire buona la prima? Il derby si è appena concluso, Rivignano ha vinto 1-0, direi che forse il risultato più giusto sarebbe stato un pareggio, perché abbiamo visto anche una grande prestazione da parte del Teor che evidentemente non voleva perdere, ma soprattutto qui oggi abbiamo visto tantissima gente, credo che in questo campo sportivo non ci sia mai stata così tanta gente, le tribune erano tutte piene, tantissima gente anche in piedi da ogni parte e quindi insomma una gran bella festa dello sport
e dell'amicizia tra le comunità di Rivignano e di Teur, che dopo essersi fuse in un unico comune continuano il loro percorso anche con queste iniziative molto belle e interessanti. Lei ha sottolineato una cosa importante, no? Riportare il pubblico, le famiglie allo stadio. Esatto, riportare le famiglie allo stadio è anche un'occasione per passare una bella giornata insieme, anche perché dobbiamo ritornare ad alcune abitudini del passato, quali quelle di stare assieme, perché per fare una comunità è necessario che la gente stia molto assieme, e quindi anche in queste occasioni passare una giornata assieme in amicizia allo stadio con i bambini, con gli anziani, è sicuramente un'opportunità per trasformare quello che è un insieme indefinito di persone in una vera e propria autentica comunità. Giovanni D'Orlando, consigliere delegato con delega consigliere delegato allo sport del comune, è stata un'ottima organizzazione, ma soprattutto la gente ha risposto. Beh sì, la gente ha risposto, avevamo circa 600 presenze, da quanto mi è stato riferito, comunque è un bellissimo derby, peccato per il giocatore del Rivignano Varuti che si è fatto male al primo minuto, è stato portato via in ambulanza e speriamo che non sia una cosa grave. Poi si è fatto male di conseguenza anche il capitano del Teur, Lunardelli, anima della squadra del Teur, comunque è un derby che l'ha vinto il Rivignano, che secondo me un pareggio sarebbe stato più giusto. Comunque oggi è una bellissima giornata di sport e speriamo adesso che la festa continui qua con le nostre cibarie del luogo e via. Vedete, quello che conta, lo sottolineiamo per l'ennesima volta, riportare tanta gente a vedere una partita di calcio di questi tempi non è semplice. Beh no, a parte abbiamo la fortuna che è il primo derby del nuovo comune e fortunatamente abbiamo trovato le due squadre in promozione. Sfortunatamente per Rivignano che è retrocesso dall'eccellenza, e il Teur ha fatto un bellissimo campionato l'anno scorso ed è stato promosso in promozione. Ecco. Alla fine cosa dobbiamo dire? Ma una bellissima giornata di sport, veramente, per tutti i nostri concittadini del nostro nuovo comune. È buona la sardella? Buonissima. Fate bene. Il suo commento dice tutto. È andata bene, no? Benissimo. Poi si mangia e si beve bene. Sempre in compagnia, però non bisogna mai esagerare. Vediamo la signora se conferma. Conferma? La signora conferma. Dai, girati, forza. È vergognosa, si vergogna. Lo va sul canale 5. Don Paolo, è stata una bellissima serata di sport in generale. Io sono arrivato all'ultimo momento, però volevo esserci proprio perché è un'occasione di festa, di amicizia e di costruzione anche del futuro. Senta, riportare diciamo così, la gente vicina al calcio non è facile di questi tempi. Non è facile perché anche si è confuso, secondo me, il dilettantismo con il professionismo, che è già deleterio per conto suo, con tutti i danni che ha già provocato, no? E quindi riportare nel piccolo anche quello stile lì ha provocato la rovina di società, di giovani soprattutto, e allora bisogna ripartire un momentino con tanta umiltà, tutti quanti, e queste sono occasioni per ripartire, per andare avanti. Un calcio, come si dice, al pallone come Dio comanda. Ma al pallone vero, ecco, non ai palloni gonfiati.